Il saudita Yasir Al-Rajhi firma la vittoria dell'Italian Bahia del trentennale, la gara pordenonese tappa della Coppa del Mondo FIA Cross Country Bahias, che si è corsa da venerdì 7 a domenica 9 luglio sui greti dei fiumi Cosa, Meduna e Tagliamento. Si è conclusa con la sorpresa di Nasser Al-Attiyah, pilota del Qatar, vincitore di 5 Dakar. Già penalizzato sabato di 2 minuti per un'infrazione sul percorso, frenato nell'ultimo settore selettivo da un problema al differenziale della sua Toyota Hilux Gazoo Racing, regalo inaspettato per il grande rivale Yasir Al-Rajhi con la Toyota Hilux Overdrive, che ha potuto alzare il piede senza rischiare fino al traguardo, chiudendo con un tempo totale di 4 ore 41 e 12. Per il saudita Al-Rajhi terza vittoria consecutiva e quarto sigillo personale, con il primo conquistato nel 2014, raggiunto quindi il record di Pierre Lartigue, tanto per far promettere al rivale Al-Attiyah, giunto secondo a 9 minuti e 27, di ritornare il prossimo anno per pareggiare il conto. Sul gradino più basso del podio il portoghese João Ferreira su Mini Cooper dell'X-Ray Team, staccato di 12,39. Suo il miglior tempo nel prologo zoppola di venerdì pomeriggio, prima che i driver arabi alzassero il ritmo e tanta polvere sugli avversari. Sabato il graffio vincente in successione sul doppio passaggio del settore selettivo PASC di 131 km di Nasser Al-Attiyah. Il pilota del Qatar, che aveva scavato un solco di 1 minuto e 37 secondi, poi diventati 22 secondi di ritardo da Al-Rajhi a seguito di una sanzione dei commissari. Domenica il finale sulla Dignano con altri 131 km, con inversione dei ruoli. Battistrada Al-Rajhi in 1 ora 29 minuti e 25 secondi e in seguitore Nasser, che al Ponte di Madrisio era virtualmente di nuovo in testa, per poi a sorpresa venire rallentato da un problema al differenziale della Toyota Hilux, dopo una serie di guadi sul tagliamento, cedendo al rivale oltre 9 minuti. Yes, sure, we are happy, we have big fight. Siamo felici, abbiamo fatto una gran gara oggi, abbiamo spinto veramente al massimo nella boscaglia, mantenendo veramente un ritmo molto alto. È andato tutto bene. But everything going good with us. What you thought yesterday when you discovered the two? Cosa hai pensato ieri nello scoprire i 2 minuti di penalità dati a Nasser Al-Attiyah? Yeah, sure, because yesterday is not fair because when he missed 1 point, that's why he make big time in the second. Non è giusto, ha perso una traccia, ha avuto un tempo di penalità piuttosto lungo e io avrei voluto che il giudice gli avessero restituito il tempo effettivo, così poteva giocarsi la vittoria. Com'è stato oggi partire per primi? Yeah, sure, it's not bad. Okay, it's some place because break point and everything is difficult. Non è stato male, anche se il percorso a volte è discontinuo. Noi comunque ci siamo spinti al massimo, abbiamo esperienza, ci siamo concentrati sull'obiettivo. Com'era il percorso oggi inverso rispetto a ieri? Sure, the track is nice. Sì, molto bello, l'Italian Bahia mi piace, ci sono difficoltà tecniche, i fiumi, le curve, mi piace molto. Makes Turin as I like what's going on here. Ora hai 4 vittorie come Pierre Lartigue, adesso devi battere il record. Waiting 2024. Sì, lo farò nel 2024, ma se volete potete già darmi il trofeo. Next year, inshallah. È stato importante per te avere al tuo fianco Timo Golczak come navigatore? Yeah, sure, I start with Timo, first race for me. Sì, ho già corso con lui per la prima volta nel 2014, ora siamo ritornati assieme, abbiamo una bella intesa e sta andando tutto bene. And everything going. Guasti meccanici hanno estromesso la Mini del polacco Krzysztof Włodzki, mentre la supremazia Toyota è anche nel quarto posto dell'argentino Juan Cruz Jacopini. Quinto e primo dei mezzi leggeri side by side T4 il brasiliano Christian Batista de Souza. Sesto e primo dei T3 il connazionale Ottavio Souza Leita, entrambi su Can-Am Maverick. Settimo assoluto il quad Yamaha del piemontese Amerigo Ventura, migliore degli italiani e secondo nel T4 di Coppa del Mondo, affiancato dal navigatore di casa Mirko Brun.
technical problem today. Il problema tecnico di oggi, dove abbiamo rotto il differenziale e perso la trazione posteriore, ci ha penalizzati. Non è stato facile da gestire fino in fondo il problema, ma va bene finire secondo per guadagnare punti importanti per il campionato. Sono abbastanza felice di come è finita la gara. To finish this race. L'Italian Bahia si conferma sfida durissima anche nel campionato italiano cross country e il primo a pagarne le spese è stato proprio Manuele Mengozzi con la Toyota Hilux Overdrive, che si era presentato da leader del campionato tricolore. Subito stoppato da un fuoripista nel prologo di venerdì, eccesso di ruenza, delusione cocente. Via libera a Lorenzo Codecà, 11 volte campione nazionale, affiancato dal navigatore pordenonese Mauro Toffoli con la Suzuki Gran Vitara in versione prototipo T1. Tornato al successo dopo un digiuno prolungato. Il lombardo non ha perso la bussola dopo la penalità iniziale per partenza anticipata e ha fatto un pieno di punti che lo rimette in corsa per lo scudetto. Soddisfazione speciale per Alberto Spinetti sul Gran Vitara derivato di serie T2, piazza d'onore assoluta nonostante vari problemi meccanici e primato consolidato nel trofeo produzione. Tutto sommato è andata bene anche al campione in carica Alfio Bordonaro sull'altra Gran Vitara di T1, terzo posto dopo tribolazioni meccaniche che potevano appiedarlo. Risultato che colloca adesso il siciliano, assistito alle note dal maniaghese Stefano Lovisa, in testa alla graduatoria del tricolore davanti a Spinetti e Codecà, con Mengozzi quarto. Da registrare nella gara terminata al sabato sera la vittoria degli ungheresi Mezzaos e Zoche sulla performante Ford F150, trasparenti per la classifica di italiano. Secondo gradino del podio per uno storico Maurizio Traglio su Nissan Petrol di Tecnosport, assieme alla navigatrice pordenonese Sandra Castellani. Terzi Alberto Spinetti e Lara Giusti su Gran Vitara. Spettacolare e cruento solo per i mezzi meccanici, celle di sicurezza invidiabili, perché alcuni tonneau all'Italian Bahia hanno fatto sensazione, però senza alcuna conseguenza per gli equipaggi. Un ribaltone sul primo settore selettivo di sabato è costato un ritardo abissale a Federico Buttò, che assieme ad Elisa Tassile sognava la gloria nella gara di casa da leader dell'italiano side by side. Rimesse le quattro ruote in pista, il suo Can-Am Maverick ha poi incocciato un alberello finendo disarcionato, con la Naviga a fare da contrappeso in modalità sidecar. Qualche problemino ha dovuto gestirlo anche Amerigo Ventura, affiancato da Mirko Brun da Cordenons, ma il quad di Yamaha del piemontese ormai trapiantato in Friuli ha corso in modalità schiacciasassi sui greti, come se non ci fosse un domani. Per lui vittoria importante considerando coefficiente 4 che riporta il campione in carica nei pressi della vetta, ora occupata dai locali Andrea Tomasini e Angelo Mirolo, compagni di team e terzi in gara. Sono andati con il loro passo senza guardare gli avversari, dosando il gas per evitare problemi su un tracciato infernale. Secondo posto invece per Andrea Castagnera e Alberto Marcon su Can-Am Maverick, battuti solo dagli imprendibili Ventura Brun e dagli ungheresi Balaz e Gabriele Molnar su M1 X3, fuori classifica per il tricolore, ma primi della gara nazionale. Quinto assoluto l'ex campione Elvis Borsoi su un altro Can-Am con Stefano Pelloni alle note. Nella gara terminata al sabato tra gli SSV, graffio vincente dunque degli ungheresi Molnar, trasparenti per la classifica di campionato italiano, davanti a Tomasini e Mirolo. Terza piazza per Mauro Vagaggini e Manuela Perissinotti, mentre Michele e Giada Mannocchi hanno chiuso quarti. Bene, siamo giunti alla fine dell'Italian Bahia, Amerigo e Mirko sul nostro Yamaha YXZ. Abbiamo finito quello che è una delle gare più dure sul panorama europeo
ce la siamo battagliata fino all'ultimo, non è bastato diciamo dare il 100% e anche di più in quest'ultima speciale per mantenere il vantaggio. Sapevamo che più la speciale si andava a bucare e a riempire di canali, il peggio era per noi, visto che siamo il veicolo un po' più piccolo e corto che c'è in competizione. Abbiamo comunque deciso di spingere fino alla fine per far divertire tutti i fans che erano sul percorso, che ringraziamo tantissimo, ci hanno dato la carica tra salti e guadi sempre a manetta, quindi che dire, il prossimo impegno sarà l'Hungarian Baja e per noi è una gara di europeo molto importante.